iniziamo con il presentare i temi del corso, brevemente. Poi ci interromperemo, continueremo e introdurremo, anche per rompere un certo ritmo monotono, con la presentazione brevissima comunque del volume e del portale che stiamo preparando, e poi concluderemo. Quindi io... Va bene, allora, il corso è strutturato in 10 incontri. Naturalmente abbiamo molto discusso su come articolare questi seminari. Vi ho detto che non ci sarà qui il professor Pinco Pallino che vi farà una bella conferenza di 3 ore, perché insomma sarebbe una sorta di omicidio culturale didattico. Noi pensiamo magari faremo qualche prova, di organizzare i singoli incontri attraverso una sorta di tavola rotonda che coinvolgerà da una parte noi che abbiamo lavorato alla preparazione dei vari incontri e sull'altro versante voi, in modo che si possa poi a un certo punto interagire utilmente. Vedremo. Il primo tema è, va bene, a parte la parte introduttiva di oggi, che in parte è stata già toccata con i problemi legislativi, magari vediamo se ci sarà tempo, dirò qualche cosa io alla fine. Ma il primo incontro riguarderà la storia linguistica della Sicilia. Lo terremo in 3 o 4 di noi, io assieme ad altri colleghi, forse non so, la professoressa Castiglione, il professore Matraglia, Sottile, prepareremo di volta in volta. Posso solo dirvi che un tema come la storia linguistica della Sicilia, che peraltro, come vedremo tra poco, occupa il primo capitolo di quest'opera enciclopedica su lingua e cultura in Sicilia, non è cosa che si possa esaurire in 3 ore scarse di incontro. È una storia di come minimo di 3000 anni ed è molto complicata e impegnativa. Noi, almeno io penserei ma possono venire anche suggerimenti, di affrontare questo tema storico-linguistico attraverso una serie di problemi storico-linguistici disseminati nell'arco di questi quantomeno 2-3 millenni di storia linguistica della Sicilia, che è storia linguistica del Mediterraneo. Quindi sono 2 gli obiettivi: ripercorrere l'intero arco della storia linguistica della Sicilia attraverso una serie di esempi anche cartografici, di modo che si possa anche cogliere la dimensione areale del problema e dare una prospettiva che non sia soltanto siciliana, perché sarebbe un rinsecchire problemi di portata planetaria se il Mediterraneo rappresentava qualcosa di smisurato 2000 anni fa, sino ai nostri giorni ovviamente, perché poi ma ecco, quando arriveremo alla Sicilia moderna e contemporanea, la prospettiva storico-linguistica si intreccerà con la prospettiva sociolinguistica. E su questo poi interverranno altri colleghi, in primo luogo la professoressa Maria D'Agostino, che magari può dirci subito qualche cosa, il professor Paternostro, la professoressa Menta. Ecco, io per quanto riguarda il primo tema vi ho dato un'indicazione di massima. Voi avete il nostro indirizzo, il mio e quello del centro, dei colleghi.
Se avete delle proposte o delle obiezioni o delle osservazioni o delle sollecitazioni, scriveteci, telefonateci. Nel corso di questi mesi i nostri telefoni sono stati presi d'assalto e soltanto la nostra grande passione ha potuto, voglio usare il termine sopportare, ma accogliere così. Siamo molto contenti di questo, devo dire, molto molto contenti. Anche i nostri cellulari hanno squillato a lungo, è vero professoressa Marchese? Anche a proposito di Marchese, voglio dire che noi, io in particolare che sono il più vecchio di tutti, rivedo e intravedo alcuni miei vecchi allievi e collaboratori dell'Atlante linguistico, del centro, vedo a distanza la professoressa Giulia Bagnasco. Brevissimamente, credo che ci sia la pausa dopo queste mie... Sì, poi facciamo. E poi dirà due cose la professoressa Menta. L'argomento di questo secondo incontro, cioè del terzo, perché il secondo ne abbiamo appena parlato, riguarderà diciamo gli aspetti di riflessione, di analisi della situazione sociolinguistica della Sicilia oggi, quindi storia, e poi passeremo velocemente al presente e cercheremo di prestare la nostra attenzione a quello che ci circonda dal punto di vista linguistico, cioè partiremo ancora una volta dai fatti linguistici, da quello che c'è attorno a noi, dal paesaggio linguistico, da queste scritte che ci sono sui muri in più lingue, dagli usi nuovi del dialetto, da quello che attorno a noi vediamo ogni giorno e che attorno a noi vedono ogni giorno i nostri studenti e i nostri allievi. Quindi ci sarà anche in questo caso un partire dalle cose, dalle pratiche, da fatti che, ripeto, sono attorno a noi e che semplicemente il nostro obiettivo sarà quello di far prestare attenzione alle cose, cioè far sì che lo sguardo, le orecchie dei nostri allievi prendano in considerazione innanzitutto le nostre, ma anche quelle dei nostri allievi, come dire, si sintonizzano sul mondo attorno a loro. E questo devo dire, dirò solo una cosa su questo perché secondo me è molto importante. Fin dall'inizio, quando è stata, abbiamo riflettuto su questa legge, abbiamo detto, attenzione, noi ci sentiamo in perfetta sintonia con le indicazioni che dal Consiglio d'Europa vengono sulla pluralità dei linguaggi, sul plurilinguismo come paradigma didattico nuovo da tenere presente e da cornice entro cui ci poniamo. Noi non ci sentiamo né passatisti né diciamo ideologicamente votati al folklore o cose di questo tipo, ma ci sentiamo all'interno di un paradigma che è quello dei documenti del Consiglio d'Europa. E uno degli documenti ultimi del Consiglio d'Europa si dilunga molto su questo concetto del risveglio alle lingue, cioè di costruire una didattica fondata sul risveglio alle lingue. Cosa significa questo? Significa che la consapevolezza della pluralità dei fatti linguistici, ne abbiamo parlato prima a proposito delle autobiografie, è il primo punto di partenza per costruire delle didattiche integrate delle lingue. La consapevolezza di questa pluralità dei fatti linguistici che ci circondano, è proprio questa idea del risveglio alle lingue, no? Che si alterna col concetto di consapevolezza del plurilinguismo, viene inteso al Consiglio d'Europa come dire, il paradigma entro cui costruire tutta quanta la didattica delle lingue. E attenzione, i documenti, questo è un documento a cui faremo riferimento quando parleremo della situazione linguistica sociolinguistica dell'Italia contemporanea, della Sicilia contemporanea, dice che in questa ottica integrata di risveglio alle lingue, non solo le lingue di scolarizzazione, quindi
l'inglese, l'italiano, lo spagnolo, le lingue diciamo di insegnamento dentro la scuola sono importanti, ma sono importanti tutte quante le lingue, anche quelle che non hanno uno statuto, cioè non vengono insegnate dentro la scuola. Ok? Quindi il risveglio alle lingue riguarda tutte quante le lingue, solo alcune vengono insegnate, c'è un addestramento formale, c'è un percorso didattico di apprendimento delle competenze, ma questa idea del risveglio alle lingue riguarda tutte quante le lingue, riguarda le lingue altre, le lingue immigrate e le lingue e riguarda le lingue anche non di insegnamento come possono essere i dialetti, il patois, eccetera, ma che tutte quante fanno parte del patrimonio plurilingue dei nostri allievi e tutti quanti sono un unico, diciamo, hanno dei nessi inscindibili l'una con l'altra. È un po' quello che si diceva prima. Attenzione, avere allievi monolingui, italofoni non è probabilmente non è un qualcosa di positivo, perché si perdono, probabilmente era retorico, professore, perché si perde un pezzo della competenza plurilingue che ci viene indicata come fondamentale per guardare al futuro, per muoversi fra le lingue, che credo che sia l'obiettivo della scuola. L'obiettivo della scuola è far sì che i nostri allievi si muovano fra le lingue e fra le varietà delle lingue. Noi non abbiamo bisogno del famoso Pierino, figlio del dottore, che sapeva parlare solo nell'italiano forbito. Abbiamo bisogno di allievi che si muovano dentro il mondo delle lingue sapendole usare nelle occasioni giuste e nelle situazioni corrette. E all'interno di questo quindi perdere la competenza di una di queste lingue non è mai un fatto positivo. E questo era quello che volevo dire, poi ci rincontreremo appunto per questa risveglio alle lingue nostro collettivo che ci farà guardare insieme alla realtà linguistica che ci circonda e quindi magari queste idee che così brevemente ho così annunciato avranno possibilità di essere magari sviluppate meglio. Ora la professoressa Menta dirà qualche cosa. Uno sguardo particolare sarà dato non solo al dialetto ma anche all'italiano regionale. L'italiano regionale che è una via di mezzo tra italiano e dialetto, di cui però spesso noi per primi non abbiamo consapevolezza. Basti un esempio come Salmoriglio, un esempio come entra la macchina in garage, no? Sono frasi che per noi sono assolutamente negli usi quotidiani, e però sono frasi di cui la consapevolezza appunto del sostrato dialettale si perde. Quindi una riflessione su questo aspetto, cioè sul grado di accettabilità che determinati costrutti, determinate parole hanno per i parlanti siciliani, nel caso nostro specifico, ma per i parlanti italiani, no? Cioè l'italiano regionale come l'italiano vero, quello parlato, usato, non quello standard delle grammatiche, ma quello che effettivamente è in bocca di tutti. E quindi una riflessione appunto su questo grado di accettabilità, le differenze tra gli usi e l'accettabilità, può essere lo spunto per avviare dei percorsi didattici che facciano appunto riflettere in modo metalinguistico i nostri studenti. E quindi appunto l'italiano regionale è una categoria che ci permette di lavorare anche in termini contrastivi tra italiano e dialetto, facendo appunto acquisire degli strumenti che permettono appunto di passare da una lingua all'altra. Quindi in continuità appunto con questo discorso sul plurilinguismo che abbiamo appena sentito, un esempio concreto può essere fra le stesse varietà di lingua con cui noi abbiamo a che fare. Ora andremo avanti proseguendo con questi brevissimi medaglioni che riguardano i temi del corso. E per ciascuno uno dei docenti, dei responsabili, dirà brevemente come intende impostare e quali sono le questioni che si pongono. Per la parte che riguarda la letteratura, ecco, sarà trattato questo tema da 3 o 4 di noi
Però la professoressa Perrone riassumerà brevemente il taglio che intenderemo dare, forse anche Marina Castiglione dopo potrà aggiungere qualcosa. Sì, Va sì, se ho capito poi c'è un settimo incontro che riguarda la Sicilia nei testi letterari. Certamente intanto ci saremo io e la professoressa La Monaca a trattare questo argomento, ma appunto saremo felici di lavorare insieme anche con Marina, se occorre ci dovremo raccordare. Ma parlare della Sicilia letteraria significa innanzitutto parlare di una dimora letteraria unica e veramente speciale, resa tale dal racconto ininterrotto e serrato che ne hanno fatto con una continuità sorprendente i suoi scrittori. E quando dico questo mi riferisco, certamente possiamo pensare alla scuola poetica siciliana, ma se parlo di racconto serrato e ininterrotto voglio dare anche un limite temporale. Mi riferisco a partire dall'Ottocento. Dall'Ottocento fino ai nostri giorni c'è un fenomeno veramente unico e speciale che va affrontato. E diremo poi durante i nostri incontri come lo interpretiamo tutto ciò, ma vi dico subito che intendiamo muoverci secondo un criterio di geografia e storia. E proprio perché una tale abbondanza esige, senza didattichese, come diceva l'altra collega un momento fa, lungi sempre da noi il didattichese, la necessità però di una sistemazione minima che può essere fatta attraverso questi due criteri. E per questo, tra l'altro, vi volevo dire di un mio recente lavoro, cioè affonda anche su riflessioni che abbiamo fatto a lungo. Veniamo da una scuola che su queste cose si è interrogata, mi permetterete, voglio ricordarlo, il maestro è un po' di tutti noi, Natale Tedesco, che ci ha insegnato tutte queste cose per tempo e che ha diretto una bellissima storia della Sicilia, pensiero e cultura in Sicilia dall'800 al 900, e che vede poi ognuno di noi un po' ritagliarsi degli spazi nel tempo e che mi ha portato a questo libro e a inaugurare questa collana Mappe letterarie. Ne sono contenta cioè proprio perché è come un compimento, un punto di arrivo di certe cose che abbiamo fatto in questi anni. Ecco, le mappe, non potevo che inaugurarlo con la Sicilia, la collana ospiterà altre cose, altre mappe letterarie, mi auguro, perché l'Italia è un'Italia fatta anche di tante realtà regionali di cui va dato conto. Per quel che ci riguarda parleremo della mappa letteraria e il titolo, ve lo dico subito, vuole essere molto metaforico, In un mare d'inchiostro. Ecco, se la Sicilia, come sapete, sta nel mar Mediterraneo ed è nel crocevia, il mare crocevia per eccellenza, ed è una realtà di frontiera, ecco, mi piaceva evocare, visto che nuota anche in un altro mare, che è quello dell'inchiostro, cioè è così scritta, ci sono pochissime regioni che sono state così scritte, tanto scritte, con una varietà di voci, di pronunce. Allora come organizzeremo il lavoro io e la collega? Pensavamo appunto, visto come risultato di questo lavoro che ho compiuto di recente, io traccerei poi la famosa mappa letteraria, mostrando proprio come i vari luoghi della Sicilia, perché la Sicilia viene rappresentata dai vari scrittori nelle varie aree che la contraddistinguono. Quindi io farei una mappa generale e anche una storia di tipo generale dall'Ottocento ai nostri giorni. Dovrò saltare perché se ho capito peraltro è sui 20 minuti che ognuno di noi avrà mezz'ora. No, allora, perché questa mappa richiederebbe quasi un'ora, ma casomai mi direte i tempi e la accorciamo. Speriamo magari anche di usufruire di questi mezzi e magari di giocarla proprio così, secondo un principio proprio di geografia, con la mappa disegnata e con i luoghi e i nomi, se possibile, se ci riesco. E la collega La Monaca, che a sua volta ha approfondito su questa linea, maestra, con degli studi dedicati a singoli autori, ma per esempio un suo autore è Tomasi di Lampedusa, che ha esaminato anche secondo un principio questa volta di autobiografia e invenzione. Ma non lo so, potreste essere anche voi a dirci cosa gradite, perché un'altra cosa interessante che lei ha fatto di recente è un'antologia sulle scrittrici siciliane del Novecento, e questa potrebbe essere una delle cose da proporvi. Sono tante anche queste, se ne sa poco, se ne sa di meno, ma non è poi vero fino in fondo, perché basta dire Dacia Maranini, Silvana Grasso, Silvana La Spina,
Rufelli, eccetera, eccetera, ma ce ne sono anche altre più dimenticate come la De Stefano, Goliarda Sapienza è proprio quella che manca nell'antologia di Donatella, ma che ho dato una tesi di recente, proprio perché veramente è una di quelle scrittrici che bisogna, magari prima o poi facciamo un laboratorio insieme, facciamo un seminario insieme. Dico, questo sarebbe il modo in cui abbiamo pensato di organizzarci. Naturalmente, proprio perché qua ho incontrato ci sono vari allievi miei, ma ne ho incontrata una vecchia allieva che ora è maestra, insegna a Valterice, che a suo tempo fece una bella tesi su Silvana Grasso e la La Spina, ma parlavamo anche del piacere della lettura. E il nostro modo di procedere sarà anche questo, cioè il nostro metodo vuole essere anche quello di invogliare alla lettura. Lavoreremo proprio molto citando testi, mostrando il gusto proprio del racconto. A proposito, perché questa dimora siciliana, che è unica e speciale e che viene fuori dal racconto, mi permette di dire anche dell'identità, tanto discussa, tanto controversa, no? Questo famoso assessorato all'identità, eccetera, eccetera. Tuttavia, proprio forse parlare della Sicilia letteraria ci aiuta molto meglio a capire in che termini si può parlare di identità, perché mi voglio riferire a uno studio molto interessante che vi suggerisco di Adriana Caravero, tu che mi guardi, tu che mi racconti, filosofia della narrazione, in cui si pone un bel nesso interessante tra il narrare e raccontare per dire chi siamo, Allora, sì, l'eccesso di identità della Sicilia, casomai se dovesse essere un'identità, ci tengo a dire plurale, plurima, guai le identità monolitiche, a parlare di identità, è quell'eccesso di identità della Sicilia viene fuori da questo eccesso di racconto, da questo bisogno di continuamente raccontare quel che è questa terra e quindi attraverso di essa quel che siamo noi. Siamo, tra virgolette, sempre in grande movimento comunque. A questo punto, grazie anche a voi, ci vediamo presto. Ecco. Sì, mi pare molto utile questa carrellata, di modo che ecco, ognuno di noi naturalmente i materiali che vengono ricordati, citati, suggeriti, poi vedremo come organizzarci, li riverseremo in questo portale che è in corso di definizione e di cui tra 10 minuti vi parleranno proprio i progettatori del portale, i tecnici che lo stanno preparando assieme a noi. Adesso io chiedo alla professoressa Castiglione di fare un ultimo breve intervento, poi il professore Buttitta, poi il portale e poi chiudiamo con le altre. Mi aggancio al precedente intervento della professoressa D'Agostino e della professoressa Amenta, perché in quella giornata una parte sarà dedicata a atteggiamenti, pregiudizi, stereotipi. Che cosa vuol dire brevemente? Perché questo forse non è emerso. Vuol dire che ciascuno di noi ha delle idee sulla lingua e queste idee le hanno anche i nostri studenti. Un bellissimo lavoro, direi anche unico e originale, che è del qui presente il professore Ruffino, che si chiama L'indialetto alla faccia scura, ha raccolto nel 2007 una serie di testi di bambini di quarta e quinta elementare, i quali sono stati interrogati sulla differenza tra italiano e dialetto. I bambini hanno dimostrato di avere delle idee già chiare, idee che chiaramente sono in qualche modo il precipitato di pregiudizi, di stereotipi, di atteggiamenti che provengono dal mondo adulto, provengono dalle famiglie, provengono anche dalla stessa scuola.
Quelli che vedete qui sono soltanto alcuni dei giudizi emersi in quegli anni. Secondo me è meglio sapere tutte e due le lingue, perché se mi fanno una domanda in dialetto e non capisco, non ci faccio una bella figura. Ecco, questo per esempio è un giudizio assolutamente neutro di una bambina che evidentemente controlla e gestisce in serenità i due codici, ma non sempre sono così, anzi direi che questo è uno dei testi minoritari dal punto di vista del giudizio, perché in genere c'è uno schieramento, diciamo, pro-italiano e invece di norma in dialetto ha per l'appunto la faccia scura. A questo proposito, proprio di recente, c'è qui, proprio anche per capire come funziona questo circolo e circuito tra scuola e legge regionale e università. Dopo questa proposta di legge ho chiesto a una mia studentessa che era venuta a chiedermi la tesi di fare un piccolo esperimento, cioè di andare in una scuola, a proposito di progetti, dove veniva proposto un corso sul dialetto, una scuola elementare, dove veniva proposto un corso sul dialetto, seguire quel corso e fare un po' poi la tara, ecco, tra quelli che erano gli atteggiamenti in entrata dei bambini e gli atteggiamenti in uscita. E sono emerse delle cose molto interessanti, perché effettivamente poi portare il dialetto a scuola implica un cambiamento anche nella prospettiva dei bambini. Uno dei testi in entrata è questo: mia sorella scusatemi perché è troppo piccolo, questa volta mi serve ingrandirlo. E qui a proposito, ecco, questo è il testo sulla segmentazione che vi dicevo poc'anzi, cioè Tullio De Mauro non l'aveva segmentato bene, ma qui, diciamo, il nostro Paolo segmenta anche peggio. Mia sorella si è, tutto unito, imparata a parlare in i-dialetto perché aveva degli amici che gli hanno insegnato a fumare. Notate diciamo questo abbinamento, il parlare, il fumare e a parlare a Balarò. A Balarò sarebbe. E mia mamma non vuole, perché già mia sorella parla in dialetto e non vuole che pure io, anche sono pure io, un cane di Manara. Guardate quanti atteggiamenti negativi gravano sul... Lasciamo stare la forma che mi serviva giusto per farvi vedere il problema della segmentazione qui drammatico, ma il fumare, il parlar male, l'essere un cane di Mannara, cioè un cane abbandonato a se stesso, stanno tutti quanti dentro questo testo che evidentemente rappresenta invece un atteggiamento non sereno tra su italiano e soprattutto dialetto. Ma allora, quello che invece volevo farvi vedere erano proprio, questa è anche interessante, l'ultima. Allora, ecco, posso signorina, sto usando i materiali della signorina Pitrone perché sono davvero interessantissimi. Una bambina, anziché scrivere semplicemente che cos'è per lei italiano e dialetto, fa degli esempi e dice: frutta, vestaglia, stampante, sciarpa, maglietta, gnomi, queste sono parole in italiano. Occhiala, cullana, telefonino, queste sono parole in siciliano. Io parlo sempre in italiano, qualche volta mi scappa parole in siciliano. Patinni, la mia maestra parla sempre in siciliano, qualche volta gli scappa una parola in italiano. Questo è un capolavoro, la dovevo fare leggere perché anche noi forse a volte abbiamo una percezione sbagliata di ciò che facciamo in classe. E invece la parte più interessante, ma che non trovo, eccola, è proprio qua. I testi in entrata e i testi in uscita. Allora, il testo in entrata, per esempio, di questa bambina, Laura, per me l'italiano è più facile da comprendere, mentre il dialetto è più volgare come lingua. Questo è il giudizio espresso prima del corso. Il giudizio invece espresso dopo il corso innanzitutto è molto più articolato, il che vuol dire che comunque il corso ha avuto un merito, che è stato quello di affrontare
Il problema è lavorarci su, cominciare a riflettere, non insegnare il dialetto, la grammatica, scriverlo, però cominciare a riflettere sulle lingue. E la bambina dice: la differenza tra italiano e il dialetto per me è che il dialetto è più volgare, e qui mantiene, però poi aggiunge, è divertente, mentre l'italiano è più semplice e più noioso. A me però è piaciuto molto il dialetto, ma soprattutto le canzoni. Sicilia Sicilia è quella per me più bella. Ovviamente nella scuola elementare una parte del progetto riguardava soprattutto le canzoni. Con l'occhio a Pampina, a me questo laboratorio sul dialetto è molto servito perché mia nonna lo parla sempre, ma non capisco tutto. Invece, ora che lo sto studiando, capisco molto di più. Mentre l'italiano lo parliamo tutti i giorni e quindi è più comune. Mia mamma non vuole che parlo in dialetto perché per lei è volgare, ma quando lei non c'è io ne approfitto e parlo in dialetto. Anche questo ci dà uno spaccato familiare, cioè in realtà quella volgarità, come vedete che lei attribuiva inizialmente al dialetto, era esattamente un pregiudizio materno e la bambina ora invece sta recuperando un altro rapporto che prima non emergeva affatto, che era quello con la nonna, per cui poi tutto sommato da questi brevissimi testi capiamo che si può lavorare moltissimo e che i bambini imparano a costruire le identità anche familiari all'interno di questi piccoli percorsi che gli possiamo concedere grazie anche a questa legge, però direi che l'insegnante nella sua autonomia ha sempre potuto magari ricavarsi una nicchia per fare questo genere di lavori. Bene, e a proposito, questo è l'ultimo applauso del corso e sarà multato da ora in avanti chiunque